grazie. Allora, purtroppo il tempo vola, abbiamo poco tempo a disposizione. Intanto alle mie spalle vediamo appunto la giornata del 19, ti diciamo che siamo molto vicini a dei sistemi che di democrazia non hanno nulla a che fare e non sono nemmeno onesti nel dirci che ora il popolo non comanda più. Io andrei a votare, ma uno si vota, due quando? Quelle politiche non si sa. Esatto. Adesso le prime che ci sono quelle amministrative, il 5 giugno vedremo come andranno. Esatto. L'APE, siccome appunto ne parlano in questi giorni i giornali, ve ne ha parlato anche Renzi, che anche la Fornero si è pronunciata, che cosa ne dite? Quindi sarebbe questo anticipo sull'assegno pensionistico per chi si ritira dal lavoro prima. Dove sta la fregatura, se voi vedete una fregatura o qualcosa di buono? Io sono per dire che è una fregatura, non sappiamo assolutamente nulla perché sono solo annunci. Un altro annuncio. Ecco, siamo di fronte degli annunci, siamo di fronte degli articoli di giornale, non c'è nulla di scritto, si dice che questa cosa la stanno preparando e se tutto andrà bene secondo loro entrerà nella prossima legge finanziaria. Addirittura? Sì, sì, no, mica adesso, cioè non illudiamoci, non è così, qui c'è scritto molto bene questa cosa qua nei giornali, nei quotidiani, compreso il Sole 24 Ore, quindi ancora una volta siamo di fronte a delle cose parzialissime, perché riguarderanno, forse questo io non ho sentito le TV in questi giorni perché ero fuori, ma riguarderà solo una fascia limitatissima di persone, cioè coloro che sono nati nel 1951, 52, 53 e uno si chiede ma perché dobbiamo sempre differenziare? Trova un metodo che dica se tu hai 41 anni di contributi versati hai diritto di andare in pensione, che è la nostra proposta, oppure se hai 62 anni di età e hai fatto il metalmeccanico basta e fin troppo, cioè troviamo dei metodi che vadano bene per tutti, differenziarci continuamente per anno di nascita. A me sembra francamente una follia, quindi non solo è un annuncio ma è una follia. Prima questione, quindi la proposta vale per questi 3 anni qua. 2, l'altra cosa è che ti danno la possibilità di andare in pensione in 3 casi solo, e cioè se sei a rischio di esodato ti chiudono la fabbrica, se sei a rischio di ristrutturazione ti chiudono la fabbrica e quindi non sai l'età, rischio di ristrutturazione e quindi ti agevolano con l'andare in pensione, 3 non ne puoi proprio più e decidi che per condizioni familiari, ma devi dimostrarlo, devi andarci. Problema che per ogni anno che ti manca, non modificano la Fornero, attenzione, per ogni anno che ti manca da quello che ti propone la Fornero, e cioè per esempio dai 66 anni e 7 mesi che è l'età di adesso, o 42, 3, quant'è adesso, non mi ricordo bene, tu avrai una penalità per ogni anno che ti manca del 4% e questa sarà permanente. Quindi non è che dopo la recuperi una volta esattamente, però ti anticipano la pensione, non lo Stato, non l'INPS, ma chi? Il sistema bancario. E non solo lui, ma attraverso un'assicurazione. Quindi paghi qualcosina? No, c'è scritto nei giornali, i giornali dicono che chi pagherà gli interessi a questi qua che ci guadagneranno sarà lo Stato. Quindi ancora i contribuenti italiani, ok? Quindi ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Io non butto via niente, voglio scoprire le carte, ce l'hai scritta sta roba, non darla ai giornali, dalla a chi ha la competenza per entrare nel merito, valutiamola, apriamo un confronto. Insomma, assolutamente. Come la vede? No, diciamo che sì, è un po' curioso, no? Discutere di questi argomenti quando tu hai ma ne escono una proposta al giorno e qui siamo non costretti a discuterne, volenti o nolenti. Cioè, qui siamo in presenza, diciamo, di un effetto annuncio che noi sospettiamo, insomma, sia più legato alle scadenze elettorali certo. O anche per uscire da un altro dibattito sulla moralità che oggi coinvolge, diciamo, certo. I gruppi dirigenti del Paese. Il problema è molto semplice, guardate, questo sistema, il sistema generato dalla legge Fornero sul momento di andare in pensione, è un sistema che non regge perché le aziende stesse non possono tenere in pancia delle persone
66 anni, 67 anni, persone che magari sono chiamate ad andare su ponteggi, ma non possono mandarli a casa, vuol perché dire non può. un Allora, omicidio le collettivo, aziende stanno aumentando le morti. Fra un po' inizieranno a liberarsi con i sistemi, diciamo, tradizionali, sempre vecchi sistemi conosciuti, che è licenziare le persone, perché se tu non hai una compatibilità con il lavoro per il quale sei stato assunto, io ti posso licenziare. E poi magari tu mi farai causa. Insomma, la cosa è che non può reggere il sistema che è stato introdotto dalla Fornero per la gran parte dei lavoratori dipendenti, non è compatibile col mercato del lavoro oggi presente. Bisogna trovare una soluzione dell'uscita. Il problema è chi paga. Chi paga questa uscita? Allora noi diciamo che 41 anni di lavoro bastano per pagare, perché poi questi lavoratori qua sono lavoratori che mediamente vivono meno di altri e sono lavoratori, diciamo, che da un punto di costeranno meno, ecco, è un po' cinica la questione, però costeranno meno al sistema. Non si tiene conto di questa roba qua, perché è stato messo, guardate, dal 1° gennaio il meccanismo automatico previsto dalla legge Fornero ha allungato di altri 4 mesi l'andata in pensione, per cui noi abbiamo centinaia. Ma l'aspettativa di vita adesso è centinaia, ma quella lì la vedremo prossimamente su questo schermo, perché anche qui è curioso, no? Perché le statistiche vengono fatte da istituti curiosi, no? Perché oggi la realtà è che io ho centinaia di persone, anzi migliaia e migliaia di persone che dovevano andare in pensione a gennaio, febbraio, marzo e che non ci vanno perché sono stati bloccati dall'innalzamento dell'attesa di vita. E forse potranno, anzi dovrebbero recarsi presso le sedi dei nostri patronati o presso le sedi delle organizzazioni sindacali per fare una verifica, perché potrebbero riuscire ad andare da maggio in avanti. Questo meccanismo è un meccanismo diabolico, non può rendere flessibile l'età pensionabile. È un'esigenza, diciamo, che dovrebbe sorgere anche essere incentivata anche dal sistema delle imprese, ovviamente sapendo che bisogna fare alcune modifiche, alcune le accennava anche Rita, cioè bisogna dire che tu vai in pensione quando hai raggiunto i 41 anni di contributi, non puoi, allora a quel punto nasce un diritto ad andare via. Assolutamente. Allora, riassumendo, ormai siamo giunti al termine, la giornata Roma 19 maggio 2016 in Piazza del Popolo alle ore 10, questa è la manifestazione che verrà organizzata. Signori, diciamoci la verità, il messaggio che è arrivato, siamo bravi a lamentarci al bar tra amici e in piazza, poi il giorno dopo torniamo a lavorare, a farci gli affari nostri senza che qualcosa sia cambiato. Questo è l'italiano medio. Commento finale. Commento finale. Beh, c'è del vero in quel che si dice, c'è del vero e c'è il fatto che appunto, insomma, insisto, la politica oggi, ma anche buona parte, diciamo così. C'è su questo fatto qui, c'è un dato di fatto, perché chiaramente, quello che si diceva prima però per fortuna non è tutto così, perché se no non si spiegherebbe come mai un'organizzazione come la nostra, le 3 organizzazioni, mettiamole in questo modo, la CGIL in particolare che noi rappresentiamo, questa ancora abbia 3 milioni di iscritti per quanto riguarda i pensionati, eccetera eccetera, no? E quindi sia presente in tutto il territorio nazionale. Se tutto andasse bene non avreste appunto, quindi qualcuno che ancora ha la forza di ribellarsi, di stare sui valori, di avanzare proposte c'è. Bisogna che appunto noi diventiamo in un qualche modo più attrattivi, non so come dire, non mi viene un altro termine, nel senso che riusciamo ad aggregare, ad avvicinare a noi, a promuovere più partecipazione di quanta non riusciamo a farne adesso, e che invece di arrabbiarci non andando a votare, ecco, i cittadini imparassero ad andare a votare e
a scegliere diversamente, dando dei giudizi di merito su quel che sta accadendo. Questo Perfetto. Grazie Rita Turati, grazie Daniele Tronco di essere stati qui con noi, grazie allo SPCGL del Veneto di aver partecipato, di averci aggiornato sulle varie difficili situazioni che riguardano il mondo dei pensionati e degli anziani in generale. Parleremo anche di altri temi relativi alla salute come voi ci avete richiesto, senza alcun dubbio. Grazie a voi, come sempre scriveteci, mandateci messaggi oppure telefonate, poi noi vi faremo contattare dallo SPCGL. Grazie ancora, buon proseguimento. Arrivederci.